C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati a Centro Anch'io, iniziamo la puntata con questo bel quartiere, Bettole Buffalora. Il quartiere è tagliato in due dall'autostrada A4. Il nucleo storico ha mantenuto la sua fisionomia unitaria intorno alla parrocchia e al villaggio Buffalora, che è uno dei villaggi marcolini costruito negli anni 60. La parrocchia della Natività di Maria successa alla più antica di Santa Maria Nascente, edificio del XVIII secolo. Con l'inaugurazione del Parco delle Cave si è avviato un faticoso processo di risarcimento di sfregi. Tutto ciò in una vasta area che è stata a lungo dominata dalle macchine scavatrici e dai cumuli di sabbie. C'è ancora qualche cascina attiva, quasi sospesa sull'acqua dei bacini artificiali, a definire un'area di parco agricolo, fortunatamente anch'essa tutelata. Ormai si sta finalmente camminando lungo la strada di un consapevole recupero di territorio. Il modo di dire dialettale di oggi è questo, del Butep e della Brava gente, se stefa mai, sempre a Firenze, vediamo come sono andate le cose. Abbiamo Ponte Vecchio alle spalle e accanto ci sono Giovanni e Silvio. Salve. Ciao, ben trovati. Salve. Non siete fiorentini? No, siamo napoletani. Vabbè, allora qui noi sono napoletani, a Firenze noi siamo bresciani, dobbiamo portare in giro per il mondo, per l'Italia almeno, i proverbi, i modi di dire in dialetto bresciano. Tu qualche aggancio con il nord Italia, una ex fidanzata? Nulla. Vabbè. Tutto a Napoli, vabbè, prova un po' a vedere se riesci a leggere questo in grassetto, guarda qua. Del bel tempo. Oh, del bel tempo e della bra gente se stufa mai. Bravo, bene. Silvio, vabbè, hai capito qualcosa? Qualche parola l'hai capita di questo? Qualche... Del bel tempo e della brezza forse? No, sta per brava. Ah, no, della brava. Gente. È la gente. Ah, la gente si stufa, si stufa mai. Bravo, non è facile, da Napoli ragazzi, a Brescia, sì, del bel tempo, come oggi con una splendida giornata qui a Firenze, e della brava gente non ci si stufa mai. Ermelinda, Lisa e Sonia, fiorentine? No. Siete dove? Che origini? Dove siete voi? Siamo campani, però abitiamo in Svizzera. Ah, ok, e qui a Gitarella oggi, una vacanza? Sì. Sta andando tutto bene qui? Benissimo, sì. La giornata baciati dal sole. Avete già fatto acquisti, shopping? Qua ci sono le oreficerie qui a Ponte Vecchio, quindi si è già lustrata agli occhi? No, ancora no. Ci facciamo qualche regalino? Sì, certo. Allora, interroghiamo Ermelinda, che dite? Il dialetto bresciano lo conosce? Pure lei campana, signora? No, calabrese. Calabrese d'origine e anche lei residente in Svizzera. Allora, del bel tempo e della braz zet se stufa mai. Brava, guarda che il 7,5 se lo porta a casa. Congratulazioni. Lei di che si occupa? Che cosa fa? Employé de maison in Svizzera. Vuol dire? Vuol dire? Pulire. Le pulizie, bene, ok. Ma è stata brava, è del bel tempo e della brava senza Stefano. Hai capito qualcosa, signora Ermelinda? Allora, bel tempo, che bel tempo, della brava questa no, non si stufa mai. Brava, quando c'è il bel tempo e ci sono la brava gente. Ah, voilà, non si stufa mai. È vero, no? Quindi il bel tempo, la compagnia. Benissima compagnia. Bella compagnia. E una nipote. Benissimo, dai. Allora chiudiamo qui, del bel tempo e della brava gente come voi non ci si stufa mai, è proprio vero. Da Ponte Vecchio, Firenze, tutto alla prossima, grazie.